E adesso parliamo del crollo delle partite IVA con Massimo Zanon, presidente regionale della Confcommercio. Parliamo di un fenomeno che sta caratterizzando il Veneto e anche l'Italia, il crollo delle partite IVA con Massimo Zanon, presidente regionale della Confcommercio Veneto. A cosa si deve questa inversione di tendenza rispetto al passato? Ma proprio in questi giorni c'è una ricerca che porta a conoscenza da parte della Fondazione Nord-Est di alcuni numeri che possono creare dei momenti di confronto e in qualche modo anche iniziare a ragionare per come sarà il Veneto del futuro. La piccola e media impresa, la partita IVA così considerata, probabilmente oggi è compressa tra il momento di crisi e la forte trasformazione già in atto prima della crisi del 2008, che poi ancora oggi continua e non ha ancora finito i propri effetti. Io credo che in un Veneto che decisamente deve ripensare per i prossimi decenni la sua vera possibilità di rimanere baricentrico rispetto all'Italia, rispetto all'Europa, nelle partite IVA intese come rifugio per perdite di lavoro sicuramente lì non ci sarà una grandissima soddisfazione, ma ci sarà sicuramente una forte ripresa nell'innovazione, nella imparare a fare diversamente l'impresa di come è stata fatta fino ad ora, e probabilmente i numeri letti nel 2011-2012 inizieranno ad essere diversi, fermo restando che quello che è stato negli ultimi decenni non dovrebbe essere più riproposto pari pari, perché non c'è più logica e non c'è più confronto che possa essere ragionevolmente pensato. Presidente, noi l'altro giorno nel telegiornale dal Veneto abbiamo letto alcune cifre incoraggianti sul piano casa. Questa idea funziona anche per la Confcommercio? Non è un osservatorio che noi abbiamo perfettamente quotidianamente sul nostro tavolo. L'idea del piano casa era un modo per dare una mano a un settore dell'edilizia in difficoltà e favorire anche i piccoli interventi che altrimenti in momenti precedenti erano difficilissimi, visto che tutti operavano solo a livello industriale. Credo che qualcosa abbia fatto, non forse come nelle aspettative del legislatore e neanche dei più ottimisti, ma credo comunque che dalle piccole cose noi dobbiamo recuperare la voglia e lo stimolo. Se pensiamo solo alle grosse, e le grosse le fanno gli altri, certo, per noi spazio